Buongiorno ragazzi, quello che vado a farvi visitare oggi è un borgo piuttosto interessante. Le sue origini sono ben radicate nella storia della Sardegna e risalgono circa al IX secolo d.C. Sì, perché nel IX secolo all'incirca gli attacchi e le scorribande dei Saraceni si fecero più importanti e quindi tutte le popolazioni che stavano sulla costa pian piano si spostarono verso l'interno. E così successe appunto a quelli che erano poi gli abitanti di Palmas Vecchio. Questo centro quindi ha vissuto esattamente le origini di quella invasione che la Sardegna ha ricevuto in quegli anni e che ancora oggi lasciano il segno. Infatti queste popolazioni che saraceni erano popolazioni di origine araba, i Mori, ok? Queste popolazioni pian piano si sono integrate e sono indistinguibili dalla popolazione del Sulcis Iglesiente e quindi questo è il motivo per cui nel nord Sardegna la popolazione del Sulcis Iglesiente spesso viene definita Meurredda. Ossia da Mauritania, un'origine un po' così dispregiativa, ma che indica appunto questa contaminazione della popolazione sarda con queste popolazioni di origine araba prevalentemente. E quindi cosa è successo? Che poi con l'arrivo di Pisa e Genova queste popolazioni, queste scorribande un po' sono terminate, ma è rimasta comunque quella cultura. Oggi abbiamo qui dei resti di questo paese perché il paese poi negli anni 60 del Novecento è stato spostato a causa della costruzione di una diga non troppo distante da qui e questa diga ha creato delle forti infiltrazioni nel sottosuolo e anche al di sopra in realtà, come abbiamo visto nel caso di Tratalias Vecchia ad esempio, vi avevo già portato anche a vedere quello, e quindi il paese è stato spostato di circa 3 chilometri. Oggi cosa rimane quindi di Palmas Vecchio? Beh, rimane quello che ora vi porterò a vedere, una bellissima chiesa romanica che è datata XI-XII secolo e poi qualche rudere perché comunque ormai la vegetazione ha invaso completamente ciò che era il centro cittadino e non ci sono rimasto che questo, delle pietre alla fine, niente di più. E quindi andiamo a vedere Palmas Vecchia. Ci troviamo proprio davanti alla piccola chiesetta romana e qui invece sulla nostra sinistra vediamo qualcosa di diverso. Questi sono dei fortini di guerra che sono rimasti dal periodo della seconda guerra mondiale, ma mi pare che attualmente siano sigillati, quindi comunque questo rimane, vedete? Decisamente meno interessante invece della chiesa che andiamo adesso a visitare. La chiesa è stata restaurata nel 1996 mi pare e mantiene tutte le caratteristiche però tipiche della struttura romanica a cui siamo abituati. Guardate che bella, molto molto carina. Allora questa chiesa, come vedete, adesso non ho fatto notare questo particolare, ma è ancora in attività, vedete che c'è ancora la campana, quindi non è una chiesa sconsacrata ma è una chiesa che funziona. Ora credo che sia chiusa chiaramente perché qui non c'è proprio nessuno, io sono venuto qui in una giornata infatti è chiusa, ma apposta per poter filmare senza dover poi cancellare i volti, perché è una cosa un po' fastidiosa, vi assicuro. Guardate che meraviglia. La chiesa in realtà è stata restaurata proprio bene e quindi sembra ferma nel tempo. Qua invece vediamo quello che rimane di qualche residuo del paese e come vedete ormai tutto è stato ripreso dalla natura. Lì vedo che c'è anche una lapide, potrebbe essere appartenente a qualche sacerdote, penso, del posto. Andiamo a vedere, vediamo se c'è qualche nome, anche se non credo. Infatti la lapide è scomparsa purtroppo. Credo che ci fosse qui, ma vedete, qua c'è scritto Liana. Qualcuno deve averla vandalizzata purtroppo, mi dispiace.
Ma qui vediamo la chiesa dalla parte posteriore e la struttura romanica qui è abbastanza evidente. Questa parte posteriore è tipica di questo tipo di strutture. E quindi adesso passiamo proprio da quella che credo che è quello che rimane probabilmente dell'ingresso posteriore. Qua un po' tutto è crollato, vedete, tutto il muro è stato abbattuto, però è molto caratteristico. Poi chiaramente vi porterò a vedere il villaggio nuovo invece. E invece vedo che il fortino è aperto. Ah, ok, quindi entreremo anche a vedere quello. Facciamo qualche foto adesso, perché se la merita. E poi andiamo a visitare il fortino. Intanto scendiamo dal fortino. Qua ci aiutiamo con una torcia perché c'è veramente poca luce. Cerco di muovermi molto piano perché, come potete immaginare, lo stabilizzatore qui fa veramente fatica e soprattutto io non vedo niente. È un classico fortino, molto bello in realtà, è ben tenuto, è stato ripulito, probabilmente è stato restaurato anche questo. Qui abbiamo la stanza principale, qua vediamo queste, qua l'immagine sarà molto rumorosa immagino, e qui percepisco una, allora qua abbiamo questa, guardate, questa stanza è veramente buia ragazzi, veramente buia. E questa è da dove ci siamo affacciati prima, vedete? Guardate qua. Eh sì, ci sono anche i tavolini. Bene, usciamo da questo posto. Qui poco distante c'è un'altra struttura militare. Vedete, questo è un altro fortino. Credo che sia identico all'altro, quindi, e oltretutto qua la vegetazione è veramente molto alta, e tra l'altro queste sono tutte spine, quindi non ho intenzione di rovinarmi per entrare qui dentro, anche perché sembra che l'ingresso sia proprio dall'altra parte, vedete, e quindi non è fattibile. Allora in realtà non resta più niente del paese, vedete questo, tutto quello che vedete qui in realtà è la zona dove doveva esserci il centro città, quindi ormai è così, è tutto ricoperto dall'erba, e in questo caso non è solo erba normale, ma sono delle rose selvatiche, sembrerebbero, quindi insomma veramente improponibile passare qui. Però sentite il silenzio. Chiaramente questo fa parte del cammino di Santa Barbara, quindi potete percorrere questa strada in bicicletta, ed secondo me ne vale la pena, perché è un bel percorso. La strada, come vedete, non è affatto male. Sì, il primo pezzo qua è lastricato, mentre tutto il resto è un battuto abbastanza buono per la mountain bike, è perfetto, ma anche per una gravel, quindi io lo farei. Qua rimane ancora qualche struttura anche dall'altra parte, ma ormai sono state inglobate dai coltivatori locali, quindi in pratica tutti i terreni si sono divisi e non rimane che altro che questa, la nostra bellissima chiesa. Ma adesso andiamo a visitare il nostro paesino. Qui ho trovato un'effigie e dice Piazza Don Nicolino Vacca, datata 2012. E come vi ho detto, vedete qua, questi plinti, queste pietre miliari, diciamo, più precisamente, sono
sempre disposte nella zona del Cammino di Santa Barbara, quindi in questo caso ci sta segnando che è il borgo di Palmas Vecchio ed è il chilometro 346. Ed eccoci a Palmas Nuovo, un villaggio, un borgo oggi molto moderno, con una struttura incredibilmente moderna, chiaramente perché è stato realizzato negli anni 60, e andiamo subito a vedere la sua chiesa, il centro cittadino, che io trovo molto elegante, molto carino e molto rilassante. Andiamo! Questo è proprio il parco del centro città. Qui davanti vediamo la chiesa, che non so se sia aperta, anche se è domenica, però vedo che è tutto chiuso, quindi magari c'è un ingresso laterale come in molte di queste strutture. Allora, questo borgo si trova a circa 3 km di distanza da quello di origine, ma chiaramente qua presenta tutte le caratteristiche di un paese estremamente moderno. Eccoci qua, qui siamo proprio sotto la chiesa. Infatti vedo porta, però potrebbe esserci qualche funzione religiosa adesso, quindi magari ci avviciniamo, ma ci provo, eventualmente usciamo di corsa. La chiesa è molto carina. Io cerco di mantenere un silenzio, perché è molto ricca di dettagli. E il rosone centrale qui è veramente molto molto bello. Wow, non me l'aspettavo così bella. È molto buia e questa cosa mi piace un sacco, perché sa di antico. E poi guardate qua, tutti questi affreschi, davvero bello. Si respira molto la sacralità del posto. Beh, allora, che dire, la chiesa è veramente bella e tutto il paese secondo me è molto, molto carino. Merita di essere visitato sicuramente perché è una realtà sarda abbastanza tipica, un piccolo centro cittadino molto ordinato, dove la gente è silenziosa, si fa gli affari suoi, è veramente fantastico, un posto incredibile. Io apprezzo moltissimo questi paesi e li visito sempre con piacere. Questo non è tanto distante da casa mia, ma onestamente ci ero venuto solo per lavoro e quindi mi ero perso tutta questa bellezza che c'è attorno. Il paese poi vecchio, di Palmas Vecchio, l'avevo solo visto nei cartelli stradali, ma non mi ero mai fermato, non avevo mai assaporato e visto da vicino questa piccola chiesetta che merita secondo me di essere visitata. Piccoli capolavori. E dalla bellissima piazza centrale di Palmas Nuova vi do un saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questo borgo l'abbiate trovato interessante quanto l'ho trovato interessante io, e quindi ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao raga!